Un convegno interamente dedicato all'archeologia militare si terrà a Padova il prossimo 20 e 21 maggio proprio al Museo Storico della Terza Armata. Un'occasione per discutere con docenti, storici e archeologi di storia, cultura e paesaggio. Si parlerà in generale di quello che sono i recuperi, ad esempio in quota, con installazioni della Prima Guerra Mondiale da parte di archeogeologi che interverranno appunto in questo frangente, di archeologia subacquea. Storia e archeologia per ricordare, ma anche per valorizzare il territorio, quello veneto, ricco di testimonianze della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Nuova scienza che si aggiunge all'altra documentazione che può essere quella d'archivio, memorialistica, che riguardano ovviamente la storia militare e eventi militari. L'archeologia si affianca con metodiche, con nuove discipline che possono essere la geodetica, lo studio del territorio, la stessa botanica, per il recupero di quell'immenso patrimonio che noi in Italia abbiamo, per esempio, sui vari scenari della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Una storia non fatta solo di ricerche d'archivio, ma testimoniata sul campo. Un tema che può portare, oltre al recupero della memoria, il coinvolgimento dei cittadini che sempre più si dimostrano attenti alla valorizzazione del territorio. Non è solamente una questione di mantenere diciamo, aperti questi eventi al pubblico o agli appassionati, ma anche una ricaduta su quello che è l'economia locale, perché sicuramente avere delle strutture militari recuperate che possono essere usufruite da visitatori porta una ricaduta anche economica nella zona.